Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andrò a fare la Treviso-Venezia in bici, ma non in strada, seguendo il sinuoso Sile, la ciclabile del Greenway, la ciclabile delle Barene. Vi porterò vicino all'aeroporto, magari vedremo anche degli aerei volare. E infine giungerò a Venezia, dove ieri sera ho prenotato un box dove parcheggiare la bici e a piedi addentrarmi in questa magnifica città. Allora venite con me a vedere questa fantastica avventura di oggi. Dal centro di Treviso, qualche centinaio di metri e inizia la Greenway, in via Alzaia numero 1. Dalla città entro già nella natura, flora e fauna cambiano in un secondo. La bellezza di questo percorso inizia già a stupire. In questo tratto di percorso mi trovo in un'alzaia, detta anche restera. Questo innalzamento rispetto al fiume Sile faceva sì che una volta si riusciva a trasportare dei grossi barconi detti burci trainati da buoi da qui a riva e trasportarli lungo il fiume Sile. A pochi chilometri dalla partenza mi trovo qui nella passerella che si può fare con bici alla mano. In un'insella c'è il cimitero dei Burci proprio qui sotto. Queste erano le grandi imbarcazioni che permettevano di trasportare nella laguna molte materie di commercio da qui, da Treviso fino a Venezia. Inoltre la possibilità di avere una risorgiva al Sile che durante l'anno ha comunque una portata costante permetteva l'utilizzo di mulini e opifici per riuscire a utilizzare la forza dell'acqua. Proseguendo il percorso arrivo a Casier, sempre suggestivo. Questi piccoli paesini, incredibile, paesaggi che ti fanno innamorare di questi posti. Sembra di essere in un posto da favola. Non c'è nulla che non richiami la bellezza incontaminata di questi luoghi e gli animali che si sono adattati in modo incredibile. Tantissimi uccelli si trovano lungo questo percorso e nella prima parte anche diverse tartarughe. Continuo, ormai arrivato a Quarto d'Altino, 1 chilometro. Ma che belle pecorelle al pascolo. Dopo 25 km devo abbandonare la Greenway. Bellissimo percorso che mi avrebbe portato a Jesolo. Se non avete visto il video è qui nel canale. Adesso invece mi dirigo verso Venezia. Troverò strade secondarie meno trafficate. Oggi è un giorno feriale, quindi magari ci sarà un po' più traffico rispetto al sabato e domenica, dove si incontrerà però più traffico qui in questa ciclabile. Dopo il primo tratto completamente immerso nella natura, adesso sono su strade secondarie. In ogni caso c'è una corsia dedicata per bici e pedoni per andare in tutta sicurezza. Solo verso gli ultimi 4 km, purtroppo verso Marghera, troveremo delle zone un po' più trafficate e congestionate. Ciao belli! Qui di traffico, pur essendo un giorno feriale, non ne ho trovato. Le strade sono libere e c'è solo qualche macchina che passa di tanto in tanto e qualche ciclista
che è obbligo salutarlo. Lì in fondo, zoomiamo lì, si vede lo skyline dell'aeroporto di Venezia, la torre di controllo, il tralicci dove ci sono le varie parabole e tra poco ci passeremo vicini. Lungo il percorso c'è anche questo deposito dei carrelli utilizzati dall'aeroporto per trasportare le valigie all'aereo. Questo punto della traccia dove vediamo i carrelli abbandonati, passo per la sbarra, 300 metri e sono in strada. In lontananza vedo l'aeroporto di Venezia, lì in fondo si vede la struttura, mentre da questo lato ci sono lì in fondo le piste per il decollo. Credo che difficilmente oggi vedrò degli aerei decollare. Pensare che nel 2019 ben 12 milioni di passeggeri partivano qua da Venezia. Nel 2020 c'è stato un crollo a causa Covid del 73%, con pochissimi passeggeri, solo 2 milioni e 7 sono partiti da qua. Mi dispiace per questo settore veramente in crisi e anche per tutto il settore del turismo. Continuo il giro. Da Quarto d'Altino, dove ho preso la prima deviazione, mi sono diretto a Marcone per proseguire verso l'aeroporto di Venezia e successivamente ritorno su questi bellissimi sentieri rialzati. Da quel lato c'è la laguna di Venezia, manca una decina di chilometri ad arrivare al ponte della Libertà che mi darà accesso alla zona del centro storico. In questa parte di sentiero rialzato posso vedere le barene, che sono delle parti di terreno che normalmente sono fuori acqua, poi quando c'è l'alta marea si immergono e diventano sott'acqua, vengono definite barene. Lì in fondo invece, in lontananza, vediamo lo skyline di Venezia. Nelle giornate limpide è un vero spettacolo. Poco prima di entrare in un tratto trafficato che mi porterà al ponte della Libertà, passo per il parco San Giuliano. Qui c'è una piccola area dove si può correre e andare in bici, nei pressi proprio di Venezia. Dopo aver attraversato Parco San Giuliano, un bellissimo posto anche dove potersi mettere su una panchina a osservare lo skyline e le belle giornate di Venezia, ci sarà da divertirsi nei vari sali e scendi e piccoli sentieri per riuscire a raggiungere il ponte della Libertà. Se pensiamo che Venezia sono ben 118 isole collegate tra loro con dei piccoli ponti, le sue fondamenta sono fatte di pale di legno. Ce ne sono una certa quantità per ogni metro quadrato, lunghi non più di 3 metri. E come mai non marciscono? Semplicemente, essendo completamente immersi nel fango, il fango li protegge da quei microorganismi, batteri che hanno bisogno dell'ossigeno. In questo caso, non essendoci ossigeno, non sono in pericolo dell'attacco dei batteri. Inoltre, essendo l'acqua salina e quindi il fango avendo molto sale al suo interno, nel corso degli anni ha creato una specie di cementificazione attorno a questo palo che, grazie a questo processo,
rende le fondamenta come cemento. Continua il giro, adesso un tratto un po' più malconcio e inizio a ballare. Ovviamente le avventure non sono belle se non ci sono gli inconvenienti. Proprio prima di attraversare sulla statale, diciamo, per poi ritrovarmi a fare successivamente il Ponte della Libertà, la strada è stata nettamente chiusa e quindi adesso devo tornare indietro. Qui indietro ho trovato un altro punto per ritornare sulla traccia e quindi dai, si continua. Arrivato al bike park, veramente un servizio semplice e comodissimo, visto che in centro Venezia non si può andare con la bici, nemmeno se portata in mano. Arrivato in piazza San Marco dal bike park sono solo 2 km. Un paio di dati sul percorso di oggi: 65 km, un dislivello di appena 100 metri ma spalmato in questa distanza. Il percorso attualmente presenta una criticità in quanto bisogna fare una deviazione dalla traccia perché ci sono dei lavori in corso. Non so per quanto dureranno. Volendo si può tornare adesso da Mestre, dalla stazione a Treviso, ci sono alcuni treni che hanno la possibilità di caricare la bici più il passeggero e ritornare al punto di partenza a Treviso, oppure ripercorrere lo stesso sentiero e quindi altri 65 km per ritornare al punto di partenza. Spero che questo video vi sia piaciuto. Per me è un giro veramente straordinario, tra i più belli che si può fare qui in Veneto, per scoprire sia la natura, le piccole città e arrivare qui nella fantastica Venezia. Ciao da Federico e al prossimo video.